pensiamo che poi è la realtà, perché non è solo, non è solo lui. Oggi, e ti faccio vedere, vieni qua, ti metto in bocca a tutte queste belle donne davanti. Oggi le donne hanno ragione quando dicono e pensano che l'uomo oggi non c'è stato più. Hai visto? Non ho capito, scusa. Secondo me, io dico che non è vero, personalmente, però neanche un'altra cosa, Adrice. Io vero che dico che non è vero, che oggi l'uomo non ci sta più, però ti ritengo un difetto che secondo me è molto più grave di un essere uomo. Oggi sapete che tenete gli uomini di oggi, i ragazzi di oggi, ma non è che succede un po' di ferie, i guaglioni oggi sapete che siete, non è che non siete buoni, è diverso il concetto, è che siete tutti perché a chi è le mani. Hai visto mi puoi dire il 5 settembre Maurizio che cazzo fa? Tu che fai il 5 settembre? No, me ne capisci che fai? Non siamo si può dire. No, Iti! Allora nessuno! Questo tavolo, no? Io devo da lei perché oggi ne siete tanti, ragazzi. Penso che si chiama Francesco. Allora sta. Vieni qua. Piacere. Tu vuoi dire scusa? No. Domani sei chiunque adesso. Però posso dirti una cosa. Ragazze, non faccio la cucina, ma può portare sotto la ciattona tua, fallo guardare. Guardate gli occhi di questo ragazzo, che bel ragazzo, che bel giovane, affascinante. Chissà se sarai un uomo travolgente nel letto, se ci sai fare. Però devo dire la verità, guardandoti bene, rispecchi proprio la napoletanità dei giovani. Ma chi è? Sorella, ma tu sei giocato veramente? E se chi stai brutti che sono vocesse. Onestamente, ragazzi, esprimete un giudizio. Come ce n'è? Portalo al tavolo che tiene 5 femmine arrapate là, il tavolo di arrapate. Arrapate, guardate bene questo ragazzo, com'è? Onestamente, devo svelarvi un segreto. Se stasera invece 5 dopo, ne si venne 6 e io ero come voi a sto tavolo, di sicuro io a chi sto aglione ma l'avesse ci sono le bibi, ci sono le bibi, mi raccomando. Oh, io non ci ritenere. Ma perché bibi? Ma voi avete visto quanto è bellino su aglione? Guardate quanto è bellino! Guardate la lupo, quanto è